Tifosi dell'Ecuador. Esatto. Chi è che ti fate? Jonathan Narvaez. Oh, guardate quanti sono. Guardate quanti. Un gran lavoro, ma è stato anche un bellissimo successo. Siamo sulla linea d'arrivo, 50 metri. Eccoli, 50 all'arrivo. Ineos, Filippo Ganna. Sono qui con Luca, direttore sportivo della ACD Monselice Beni. Grinta! A manetta, dai che andiamo! Ciao a tutti, buongiorno! Avete visto dove mi trovo? Ebbene sì, è arrivato il giorno. Dopo avervelo documentato nei miei video, che ve li metto in alto qui a destra, e giù dritti verso Torreglia. Mi raccomando, guardateli. Domani la tappa cronometro Conegliano Valdobbiadene. 40 all'ora, siamo dietro all'appetto. Yeah, ce l'abbiamo fatta. E siamo giunti finalmente a venerdì 16 ottobre 2020 e a Monselice. Tra poche ore i ciclisti arriveranno da questa strada per poi andare dritti di qua. 50 km all'arrivo, l'anello finale e poi le due salite che vi ho documentato. Ci sarà un gran divertimento e sarà un video bello. Documenterò parte di alcune tappe di oggi, domani. Oh, sentite che tifo, è il motivo in più per spingere. Guardate, guardate che bello, guardate l'anima sana del ciclismo. E vedremo anche domenica. Ale, dai Giovanni, dai Giovanni, dai Ale, Ale. Ale, Ale, vai Davide. Ecco Manuele Boaro, dai, dai Vincenzo. Dai che andiamo. E i ciclisti passeranno anche da qui. Come vedete 50 km all'arrivo. Bella giornata di sole. Ieri aveva anche piovuto, però oggi il sole riscalda, siamo fortunati. Tifosi dell'Ecuador. Esatto. Chi è che ti fate? Hai visto che ha vinto ieri la tappa Mi Paisano? Sì. Della mia provincia. Della tua provincia. Secondo te può vincere anche oggi? Me lo auguro. Puri. Sì, le deseo con mucha suerte che gane anche oggi. Quindi oggi secondo te vincerà Jonathan Narvaez? Sì. Inquadriamo? Io me lo auguro a tutti e due. Dai, dai, dai. Va bene. A tutti e due che abbiano fortuna. Sì. Ok, buona suerte. Buena suerte. Buona suerte suerte. a mis paisanos. Esatto. Ciao. Ciao, grazie. Adesso posso abbassarmi la mascherina perché sono da solo, però avete visto, ci sono anche tifosi ecuadoriani. Ieri a Cesenatico, città natale del nostro grande Marco Pantani, ha vinto Jonathan Narvaez del team Ineos, quindi i tifosi si stanno prodigando ovunque. Speriamo oggi possa anche vincere un italiano. Veramente grande organizzazione. Come vi ricordate, ero venuto qui a Bici Verde da Filippo per il percorso e guardate com'è ben allestito di rosa oggi. 300 metri sempre dritti. Abbiamo già un gruppo in fuga, come vedete. Stanno già andando all'arrivo dall'altra parte. Ciao ciao. Ciao. Guardate quanti. Gruppo maglia rosa. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. L'arrivo è di là e loro si sono già avvantaggiati. Volevo fare due parole con loro, però spero dopo di trovarli.
Come potete vedere anche tanti esercenti hanno adibito di rosa la loro struttura, perché per la prima volta Monselice arriva ad ospitare l'arrivo di una tappa, quindi qualcosa di grandioso. Ovviamente dal punto di vista logistico della circolazione è difficile, però stringiamo i denti perché per la regione Veneto e soprattutto per la provincia di Padova con i Colli Euganei è qualcosa di spettacolare. Colli di origine vulcanica, veniteci a trovare. I ciclisti, in base alla media oraria che terranno, passeranno per la prima volta a Monselice sotto l'arco dei 50 km all'arrivo, dove inizierà il circuito finale che vi ho documentato qui su YouTube con una media di 40-44 km orari. Arriveranno alle 15:10. Adesso c'è via una fuga di un gruppetto di persone. La seconda volta invece che arriveranno a Monselice sarà lì all'arrivo, intorno alle 16:25-16:30, quindi un'ora dopo il primo passaggio, 16:30. È una grande opportunità per la provincia di Padova, per la regione Veneto, perché l'elicottero farà le riprese di tutta la zona dei Colli Euganei, quindi Roccolo, Torreglia. È un valore aggiunto per la nostra provincia, per la nostra zona molto rinomata per le terme. Basti pensare a Abano Terme e Montegrotto Terme. Ma guardate che splendida giornata di sole c'è oggi, è meravigliosa questa giornata di sole, quindi siamo fortunati a documentare con questa anche splendida temperatura, perché effettivamente fa un po' caldo al sole. Eccoli, come vedete stanno anche ritornando. Dopo spero di andare a fare qualche intervista con loro e qualche chiacchiera con loro. Ma guardate quanti sono! È bellissimo il fatto che Monselice possa dare visibilità, cioè la felicità delle persone che va in bici, perché ragazzi è contagioso andare in bici, ti mette di buon umore, quindi meglio di così. Questi dovrebbero essere il Giro E, se non sbaglio. Gli sbandieratori con i tamburi stanno facendo il loro show, andiamo a vedere. Di 250 bambini disabili, e questo per fare loro dello sport. Lo sport è fondamentale per tutte le persone, per noi comprese, ma soprattutto per i bambini che hanno delle disabilità. Ma guardate, lì c'è Antonello Orlando. Ciao Antonello! Ciao! Mi vedreste bene con lui fare il commento tecnico magari un giorno, dai. Intanto guardate i video su YouTube. Sono le 2:05, alle 2:30 passeranno per Pozzonovo, quindi alle 3:10 in base alla velocità di media che avranno passeranno per la prima volta qui a Monselice. Da lì 50 km all'arrivo e poi poche fiamme sui colli. Justin Matera, grande appassionata di ciclismo, e ovviamente la banda che sta arrivando. Si fermano sotto la linea d'arrivo per prendere il vostro applauso, l'applauso di Monselice per la giostra della Rocca. L'applauso per la giostra della Rocca. Sempre bello, emozionante vedere gli sbandieratori e i tamburi rullare. Sono già le 2 passate, manca poco al passaggio e a Pozzonovo, e poi alle 3:10 in base alla velocità di media passeranno a Monselice. Questo è l'arrivo, veramente trepidanti. Speriamo bene che qualcosa si possa muovere anche per la maglia rosa e che magari Nibali o qualche italiano possa regalarci qualche emozione. Vedete, sono a Polesella, c'è il ristoro, stanno mangiando, quindi ci siamo quasi. Ora di reintegrare energie e dopo ci siamo. E guardate un po' con chi siamo qui, ve lo ricordate? Pippo, grande, grazie. Grazie dell'organizzazione. Vuoi dire qualcosa? Pippo, grazie mille dell'organizzazione, hai fatto qualcosa di straordinario con i fiocchi.
Grazie a tutto il pubblico che è venuto, è stato un gran lavoro ma è stato anche un bellissimo successo, una giornata splendida. Tra un'oretta sono di passaggio con il primo passaggio qui a Monselice, dopo 40 minuti ci sarà l'arrivo qui. Mamma mia. Vi aspettiamo tutti e basta, buon giro e buona visione. Grazie mille. Siamo sulla linea d'arrivo, 50 metri. E dopo il ciclista oggi alzerà le braccia al cielo e vincerà questa 13ª tappa. Oggi venerdì 16 ottobre 2020, domani Conegliano Valdo Biadene, meglio di così. Il giro era passato diverse volte nella provincia di Padova, però era arrivato anche una volta ad Abano Terme. Adesso è la prima volta che arriva a Monselice, sotto le 7 chiese. Manca poco, i ciclisti stanno per passare per la prima volta a Monselice al chilometro meno 50 dall'arrivo. Guardate che festa, l'Ecuador ieri ha vinto una tappa col Team Ineos, ma guardate che gioia, che festa. Quindi questo deve essere lo sport, partire dai giovani per rifondare una federazione che, incrocio le dita da padovano, spero che Silvio Martinello vada alla presidenza e magari portare qualche corsa, ad esempio un campionato del mondo. Non ho detto niente. Secondo me tra qualche anno ci sarà un mondiale di ciclismo su questa salita, stiamo a vedere. Mancheranno circa 18 km al passaggio qui a Monselice e speriamo bene che arrivino al più presto, così posso guardare anche l'arrivo. Abbiamo visto quindi la zona d'arrivo, intervistato Filippo, adesso sono alla rotonda dove da meno 50 km al traguardo loro verranno alle mie spalle, faranno la rotonda e poi proseguiranno ai 50 km al cartello dei meno 50 all'arrivo. È veramente una giornata magnifica, siamo fortunati che c'è sole, rispetto a ieri a Cesenatico c'era un tempo grigio, un tempo cupo. Verranno effettuate anche delle belle riprese dalle telecamere, delle emittenti televisive e anche riprese dall'alto e anche mie riprese, no? 2 minuti e 15 secondi sul gruppo maglia rosa, Tonelli, Rota, in fuga sono in 7, tra poco passeranno, vediamoli insieme. Vedete lì anche c'è uno striscione per Fabio Mazzucco che è un corridore della zona, veramente tanto pubblico, l'affiatamento per il giro, per il Veneto, per la regione Veneto non manca e veramente è una bella cosa trasmettere valori sani come lo sport. Dall'altra parte eccoli, 50 all'arrivo, sono passati velocissimi. Adesso inizierà la parte difficile di questa tappa, Cervi a Monselice, le 2 salite che vi ho messo e vedremo se il gruppo riuscirà a recuperare questi 2 minuti. Ho azionato il cronometro, come vedete è passato più di 1 minuto perché l'ho azionato un po' dopo il passaggio dei corridori, quindi siamo già a 1 minuto e 10 secondi. Vediamo quindi se il gruppo è riuscito a recuperare qualcosa. Ecco l'elicottero delle riprese, ecco Ineos, Filippo Ganna, eccoli che passano, guardate, bellissimo, emozionante, veramente bello. Adesso guardiamo il tempo, 2 minuti, ha recuperato qualcosa il gruppo, qualche secondo. Sono qui con Luca, direttore sportivo della ACD Monselice Beni. Luca, dici qualcosa perché arriva una tappa proprio a Monselice dove ci sono una marea di ciclisti giovani, vedo. Eh sì, noi abbiamo la fortuna di avere 40 e passa giovanissimi più una squadra esordiente composta da 7 ragazzi e un allievo. Oggi per noi è un giorno di festa, è la prima volta che Monselice arriva, è la prima volta che il Giro d'Italia passa e arriva a Monselice e per noi è una gioia immensa. È da ieri che stiamo allestendo la rotonda della Rovignana per farci notare
abbiamo fatto qualcosa di magnifico assieme ai ragazzi e anche ai genitori, a cui veramente ringrazio dal profondo del mio cuore. E è una festa per noi oggi. Sì, va bene, grazie mille, parole splendide, perché c'è veramente tanta passione e tanto amore per questo sport magnifico che il Veneto ha sfornato grandi campioni. Basta ricordare che Balan è nostro corregionale, quindi l'ultimo campione del mondo è nostro. È nostro. Grazie mille ancora. Grazie. Ciao. Buon giro. Purtroppo non posso documentarvi l'arrivo a Monselice, ma almeno ho già fatto qualcosa. Vi ho documentato il passaggio ai meno 50 dall'arrivo. Abbiamo visto Filippo Ganna, abbiamo intervistato Filippo che ha organizzato questa tappa in modo splendido e molto organizzato. Abbiamo visto un'organizzazione con i fiocchi. Abbiamo parlato anche con Luca, direttore sportivo della ACD Monselice Beni, che dà l'opportunità, organizza il ciclismo giovanile di Monselice. Avete visto quanti siano i ragazzini e le ragazzine che amano correre in bici, quindi veramente ancora uno sport che vale per i giovani d'oggi. Sì, ebbene sì. Ah no? Finalmente posso camminare senza stampelle e vai! Sono stato al controllo a 2 mesi dall'intervento a Milano dal chirurgo e mi ha detto che il recupero sta procedendo bene secondo lui, anche se io sento qualche dolorino, lo ammetto. Mi ha dato l'ok inoltre per il go-kart e voi siete contenti? Mi ha dato l'ok per la bicicletta, quindi stay tuned, come si suol dire, no? Vorrei portarvi anche degli argomenti sul running. Avevo pensato già all'apertura del canale ancora anni fa, però non potevo, e a luglio 2021 forse vediamo se riesco a imbastire qualcosa. Never say never, giusto? Inoltre, se il video ti è piaciuto, un bel like non fa mai male. Iscrivetevi al canale perché la maggior parte di voi guarda i miei video senza essere iscritti, mannaggia veossino. Condividi il video se ti è piaciuto per far vedere agli altri che giornata meravigliosa è stata quel venerdì 16 ottobre 2020 a Monselice al Giro d'Italia. E infine un saluto da Manuel Cosimo Muglia per gli amici Johnny 3, dai che andemo, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!